Iniziano questo pomeriggio a Favara i festeggiamenti in onore del patriarca San Giuseppe. Primo appuntamento è in programma è la Santa Messa delle ore 18. Una festività, quella di San Giuseppe, molto sentita dalla comunità favarese e che quest'anno, per volere dell'arciprete Don Giuseppe d'Oriente, sarà interamente dedicata al tema del disagio sociale in cui versano molte famiglie. Niente intrattenimenti quindi, ma un programma che all'aspetto prettamente religioso associa anche importanti momenti di confronto e riflessione sulle molteplici problematiche che affliggono il territorio. Viviamo una realtà difficile, una realtà dove molti dei nostri abitanti di Favara hanno difficoltà non indifferenti e penso che dare solo una facciata alla festa e non toccare i problemi penso che sia veramente contrario a quelli che sono sempre i principi della Chiesa, che è quello di calarsi nelle situazioni attuali. Ecco, quindi io ho voluto dare alla festa un'impostazione religiosa e realistica, per cui sono interessato che in questa festa si tocchino alcune delle realtà, come per esempio le case popolari, come per esempio le famiglie senza lavoro, per cui nella programmazione di queste festività, che dureranno 2 settimane, durante le celebrazioni toccheremo tutti questi problemi e chiedo alla popolazione di essere presente proprio per sensibilizzarci ad una realtà che oggi viviamo e che non è più quella di 20 anni fa o anche solo di 10 anni fa. Lei è da poco a Favara, appunto sicuramente gli avranno raccontato com'era la festa San Giuseppe di una volta. Indubbiamente dobbiamo ricordare che le feste antiche sono nate in un contesto agricolo generalmente e quindi era il momento in cui si viveva anche una socialità che oggi non è più questa, in quanto che generalmente quando i giovani vogliono una festa sono loro che si muovono, invece prima era tutta la popolazione che dopo aver concluso i lavori di campagna si ritrovavano e quindi anche socializzavano. Oggi viviamo una realtà molto diversa e dobbiamo capire che dobbiamo dare delle risposte agli uomini di oggi con delle situazioni che non sono quelle che si vivevano 40-50 anni fa. Da domenica prossima, 24 agosto, al via i tradizionali banchetti delle minestre votive preparate dai devoti e la processione giornaliera del simulacro del Santo. Sempre per domenica è prevista anche una raccolta di generi alimentari che saranno poi distribuiti alle famiglie bisognose. Tra le iniziative in programma, particolarmente significative sono quelle che vedranno l'unità pastorale della parrocchia matrice di Favara incontrare gli abitanti delle case popolari. I festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Favara si chiudono domenica prossima 31 agosto con la solenne celebrazione eucaristica dalle ore 20 in piazza Cavour e la successiva processione del simulacro nelle principali vie cittadine.